Man's World. Bene raga, ciao a tutti da Ukuembone Veneziano ragazzi, oggi siamo su Euro Truck Simulator 2 e la tappona di oggi è Bolzano-Salisburgo, quindi tappa alpina ragazzi, dobbiamo portare tubi in ferro e godo e andiamo, che sono 140 km quindi tappa tranquilla perché non voglio fare tappe troppo lunghe. Vai. Cerchiamo di non fare danni perché non ho voglia di distruggere ancora il camionsin. Ho appena finito di guardare Milan versus Genoa, abbiamo vinto ragazzi, quindi probabilmente ci sarà la nevicata nel deserto. Tic tac tic tac tic tac. Ho rimesso ragazzi chiaramente il traffico normale perché mi dà un po' di problemi quando registro e pazienza. Vedete che devo fare altri upgrade al computer. Che spazio, voglio comprarmi la 10780. Faccio uno slide di 10780. No, il Pro devo cambiare un po' il processore perché ormai insomma il 930 da 2.8 GHz in realtà è glorioso, una delle serie migliori, però comincia a avere i suoi annetti. Oh, fioi! Cioè purtroppo siamo in un punto abbastanza... Guarda che roba, guarda che... Vardio il Goldon, Vardio! Guarda che incidente, guarda che roba. Next stop Bolzano. Con il nostro Scania, quanto me lo godo lo Scania, quanto me lo godo. Guarda le Alpi, alla quale montagne. E qua Tori. Oh, Tori, amore mio, che bella che sei. Tori. Veneziani Trasporti. Eccolo qua il cuventone, guardatelo! Il cuve, il piccolo cuve. Oh, Bolzanone ale. Ascolta, fiammi ho capito. Cioè, sì che l'ho tolta la moda del traffico, vedi che non serve, No, mi dispiace tanto perché è fatta da Dio, cavolo, però... non solo perché mi dà problemi, cioè mi dà problemi tutte queste po' di grafiche, no, mi dà problemi la cosa. Proprio non comprendo, onestamente. Siamo venuti fin qua per vedere, guidare il QMA. Madonna che do coglioni però. Sarà vero che con Miss Italia avere un papa nero, che me par vero, che canta le canzoni in Venezia perché il nero africano. Ok, lasciamo Bolzano. Guarda che bello paesaggio alpino, che io amo la montagna ragazzi, anche se sono un gondolaro, io sono più montanaro fondamentalmente. Ok. Ho levato anche la moda dei treni perché erano un po' rotto i coglioni. Ancora dei videogiochi perché ho visto che era troppo ripetitiva nei lavori. Sto cercando di trovare il compromesso giusto per rendere Eurotrack sempre più reale, sempre più fantasmagorico. Scusate ragazzi, momenti di panico, momenti non facili per Veneziano. E che ragazzi non avevo pensato col lavoro che comunque sono tanto più impegnato rispetto a prima, però riesco comunque a farmi 2 video. Adesso registro magari in un giorno 5-6 video e così, per poter dare sempre 2 video al giorno, che comunque so che ci tenete tanto e vi ringrazio ragazzi. Sono contento perché tanti mandano messaggi come magari sponsorizzati di più, fai delle collaborazioni, meriti più iscritti, io vi ringrazio tanto, cioè siete troppo buoni sicuramente. Come sapete a me non interessa, io mi diverto appunto, cioè la partnership, quello che arriva in più lo posso investire sul canale, ma cioè basta sinceramente, lo sapete come la penso, l'ho spiegata tante volte, cioè il diventare famosi sul tubo, cioè non è una cosa che mi interessa onestamente. Mi interessa avere qualcuno che mi segue, qualcuno che mi apprezza e ci divertiamo insieme. Dopo le mie ambizioni le ho ma su altre cose, sinceramente, che devo diventare un commendone a tutti gli effetti ragazzi, che dopo mi compro io YouTube e ce lo facciamo come vogliamo noi, in pratica solo video di Tori e basta, e si gode.
Buono, ok. Guarda che belle però le montagne così. Potevo da fare però. Vedi che una cosa che manca forse, e che però con la TSM Map là vogliono fare, di mettere più stradine, più robe impossibili, cioè, proprio qualche, tipo non so, qualche località di montagna poteria mettere secondo me, cioè tipo non so, Madonna di Campiglio, Cortina, con strade impossibili, cioè, sarebbe una figata, cazzo. Ok, perfetto. Quindi tappa molto veloce, oggi di nuovo vuole fare una tappa lunga, anche perché adesso dopo questa tappa c'era una pausa di poco, una settimana massimo da Eurotrack, perché voglio fare un po' di viaggi lunghi per accumulare money, perché voglio arrivare a tanti soldi per stare più tranquillo. E niente, insomma ragazzi, adesso vediamo un po' qua i tubi de ferro, i tubi de ferrasso. E adesso andiamo verso Sali, Sali, o Salisburgo, o Salisburgo, Sali, Salisburgo, Sali, Sali, o Sali, Sali, Salisburgo. Adesso appena arriviamo a una velocità adeguata, tanto lasciamo l'Italia e andiamo verso l'Österreich, verso l'Austria. Il Tom Cruise Control è un po' pericoloso però qua, eh. Guarda che bello, però queste zone alpine qua. Che bel lavoro, veramente. Chi ha fatto la TSM là, la mappa, è un figo, cazzo. Quanto ti piacerebbe anche io essere capace di fare ste robe, aiutare, magari. Farei subito, cazzo, metterei di notte là. Praticamente non dormirei più perché che sbordo, cioè proprio il dormire è impossibile. E mi metterei a fare anch'io queste robe qua. Tipo io sarei, mi piacerebbe fare proprio le piccole località di montagna. Perché le grandi città sì sono belle, ma è molto più caratteristica secondo me. Ah! Mamma mia. Pi, 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 pi. Però ragazzi lo Scania è una classe, cioè fio. Pensa che oggi in Vaporetto andavo al lavoro, ho visto proprio uno Scania a tronchetto, eh, bellissimo proprio, ho pensato subito a Eurotrack, ho detto cazzo, altro che sono qua a lavorare, invece io devo lavorare come camionista, altro che mi sono gondolato che piace guidare il camion, cioè. Only come proprio, only come. Ecco, no, come quello, no, incredibile, è tipo quello Scania là rosso, che è passata, chiaramente alla Fiori, cioè, tornate indietro con il video, lo vedete là in galleria. Certo ragazzi, questa è una promessa, se Tori un giorno vieni in Italia a fare un qualcosa, io ci sono, eh. Almeno un autografo e un saluto, cioè, lo pretendo, cazzo, cioè. Giuro che se mi lascia la bambina la chiamo Tori, cazzo. 154 km all'arrivo, 152 km all'arrivo. Vedi, ma tutti sti rimorchi belli, ma perché non li becco mai? Porca di quella porca. Becco mai. Guarda questo che mi passa. Ma sei un coglione, mi passi sulla destra, merda umana. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. Madonna che caldo che se fio, comincia il caldo, no? Ecco ragazzi, prossimo acquisto del Comendone un microfono, così non devo per forza tenere le cuffie perché con l'estate mi ricordo l'altro anno ragazzi, condizioni critiche veneziane. Cioè con MotoGP veramente ero in condizioni critiche. Vai di cruise control. Tom Cruise Control, la 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 la. Adesso qua le montagne sono un po' meno devastanti. Ah, ho sistemato il discorso della mappa, adesso finalmente posso vedere tutta la mappa, non so perché, prima sì, dopo no, forse con la nuova patch 1.9. Vaffanculo.
Poi potrei fare un Eurotrack in multiplayer, pensa a te, ragazzi, ci sarebbe una roba devastante. Cioè. Oh la 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 la, para pa. 110 km, 110 km. Monaco, Salzburgo, devo ancora andare a Monaco, cazzo. Il 99 che ormai siamo arrivati, beh, con questi viaggi così tranquilli, vabbè, mi esaltano. Bella giornata, 10 di mattina. E godi. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Fatto bene però a togliere via i treni e i carri armati, secondo me. Che strada comincia adesso? No, questa è dura, eh. Che strada di merda che adesso arriva. Questo sorpasso in curva, coglio. Guarda che belle zone però. Beh, it's really good. Che inglese puro, io sono proprio di padrelingua, ragazzi. Salisburgo, guarda quanti alberelli, che bello! Qua è montagna pura, no, ancora no, non come dico io. Però siamo comunque in salita. Ah, che ben, che ben, che ben. Mi stavo pure rilassando sto viaggetto, cioè, questo è il bello di giocare al PC o al console o quel cavolo che ti rilassa e ti fa un attimo non pensare ai problemi, alle cose più importanti e pensierose della vita. Quindi io cose piuttosto di discoteche, stronzate varie, sempre meglio giocare, secondo me. Quell'oretta al giorno, 2 magari anche, cioè. Molto meglio, ragazzi. Non fumate, non discoteca, no fumo, sia Valsoia. No, a parte scherzi. Viva il gioco, ecco, l'unica droga, secondo me, giusta è solo una. Avete capito quale? Si chiama... Quella che piace tanto anche a Rocco, insomma, la patatina olandese, polacca, slovena, italiana. Quello è sempre concesso, sempre con testa però, ragazzi, perché comunque le donne sono creature da trattare in maniera meravigliosa, nel senso... Però con la propria fidanzata è anche giusto 10 volte al giorno, questo è sempre stato il mio pensiero, cioè... Non andare con troppe fie, perché sinceramente andare con troppe ragazze così dopo è un po' squallido, però con la tua fidanzata anche 15 volte al giorno. Sembra stata una massima comendiana questa. Dai però che sporo, vecchio, va su, va su, va su. Oh, questi sono tornantoni che mi gasano. Bella. Vai cazzo, tirala come, tirala. Buono, buono. 35 km l'arrivo. Questa tappa mi è proprio piaciuta. Adesso devo farmi un po' di tappe lunghe, invece era solo per accumulare un po' di soldi. Quelle troppo lunghe non mi piace registrarle perché devo comunque tagliare tanto, non mi esaltano. Mamma mia, si è fatta una fatica in salita, però non me l'aspettavo, comunque da uno Scania, cioè si vede che è perché ho i tubi di ferro, è bello pesante. Però col volante, che bello che guidare col volante. 20 km, ormai ci siamo. Una tappa. Oh, la rata. Bene, bene, bene.
Senti come sale, è bello solo se ci sei tu, chapeau. Sotto questa luna dimmi cosa pensi di me, che sei una merda. Ok. Perfetto, siamo arrivati, siamo arrivati. Oh, salita mondiale, salita di quelle pesanti. Però che bello questo punto della mappa, proprio mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Sono quasi 3000 km, veramente sto macinando, ragazzi, sto giocando veramente... Cazzo, oddio, qua siamo... Siamo in una cava, dove cazzo siamo? Ci sono già venuto qua, però mi ricordo. Non so se anche ho registrato qua. Oddio, vediamo se si può fare la mano. No, no, coglioni. Ciao. Eccellente. Ok, ragazzi, siamo saliti di poco. Raga, saluto dal comandone veneziano, ci rivediamo tra un po' con il Track Simulator. Adesso faccio un po' di viaggi da solo per accumulare money. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Tra parentesi c'è scritto Scania Streamline Top Align, perché Top Line in realtà è Top Align in onore a Tory Black. Ciao veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.